Erika Falbo, difensore Luserna Calcio Femminile. Questo sabato andiamo a incontrare una squadra che per il nostro campionato è importantissimo questo scontro, perché è uno degli scontri diretti più importanti. All'andata abbiamo perso 3-2, visto che abbiamo avuto questo stop di una settimana, come stiamo preparando questa partita che verrà sabato? Ma sicuramente, soprattutto dopo la sconfitta dell'andata, arriviamo a Vittorio Veneto che avremo il coltello fra i denti, soprattutto perché questa partita per noi è fondamentale. Ci sono un paio di 3 punti e sia a noi che a loro sono 3 punti importantissimi e soprattutto per noi in chiave salvezza saranno fondamentali, quindi ci stiamo preparando al meglio. Sono 2 settimane che la stiamo preparando, siamo concentrate e penso che arriveremo pronte per disputare una gara fino all'ultimo minuto. Ecco. Quindi ci lasciamo alle spalle la sconfitta contro il Cuneo in Coppa Italia e andiamo avanti. Sì, per noi la partita contro il Cuneo non era di fondamentale importanza, quindi sì, l'abbiamo persa, però comunque delle cose positive ci sono state, anche se il risultato è stato comunque negativo per noi. Quindi da questa partita qua sicuramente abbiamo avuto delle cose positive e sulle cose negative, sulle quali lavoriamo comunque da inizio anno, cerchiamo sempre di migliorarci e sicuramente sarà una partita da vivere fino all'ultimo secondo. Grazie Erika, in bocca al lupo per sabato. Crepi, grazie, ciao!